Prima delle due gentleman in programma, questa è riservata a cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio. Fellini Griff, Forever Fly, Felina sì, Fly, Fandango sì, Febe Wiesel in prima fila, Falcao Matto, Faisal dei Greppi, Ferguson, Franchina Baldo, Felix e Furia del Cielo in seconda. Macchina che accelera, la partenza vede Fly emergere su Forever Fly, mentre è rimasto al palo praticamente Fellini Griff. Vediamo l'attacco della piegata con in vantaggio dunque Fly che ha colto ottima partenza, al suo esterno però Numero si 1 porta già Fellini Griff Franchina Baldo che in squalificato. breve passa a condurre. Al largo c'è anche Faisal dei Greppi, seguito da Felix. E se ne sono dati i primi 200 in 16. In terza ruota c'è Fandango sì che poi vede l'errore di Numero 8 Faisal dei Faisal dei Greppi e può Greppi così squalificato. cercare di accodarsi in seconda posizione, Numero operazione che non 2 riesce però. Forever Fly Ha sbagliato anche squalificato. Forever Fly e cerca di avanzare a questo punto Ferguson che taglia fuori Fandango sì e cerca di portarsi sul battistrada. Numero 12 Furian del Sile Franchina squalificato. Baldo. Franchina Baldo dunque leader, Ferguson che agisce il suo esterno, in corda c'è Fly, all'esterno cerca di farsi luce Felix, poi gli altri con il tentativo di progressione anche di Febe Wise L, siamo intanto all'altezza del chilometro, in vantaggio è sempre Franchina Baldo, Ferguson all'esterno, poi Felix, attacco di Ferguson a 500 dalla conclusione, prova a respingerlo Franchina Baldo, Ferguson però viene con bella azione al suo esterno ed è seguito nell'azione da Felix, più indietro c'è Febe Wiesel, mantiene il vantaggio per il momento Franchina Baldo che regge gli assalti di Ferguson, siamo al completamento della piegata, anche Felix cerca di unirsi alla lotta, entra per primo in vantaggio Franchina, ma nel finale Ferguson ne ha ragione, passa per vincere così al debutto. Al terzo posto finisce il numero 11 Felix che precede Febe Wiesel, 1.17.8, 33 a chiudere. Buona impressione per Ferguson che era al debutto. Matteo Zaccherini l'ha portato al successo dopo non semplice percorso esterno scoperto. Vedete, per passare però agevolmente nel finale su una sempre valida Franchina Baldo, mentre al terzo emerge Felix, numero 11, 9, 10, 11, l'arrivo della terza corsa, Matteo Zaccherini per conto di Alessandro Gocciadoro e dell'allevamento Folli.